Buonasera a tutti, visiti voi, tenore di oggi, dia 28 del suo mese di trio, la tua messa è 26. Cominciamo diretto, che secondo questa videata e andiamo a vedere come si presenta Saida oggi, e come si presenta De Goi, che è un libro di sottotto, questa è stata 9:26, questa fotografia, oggi è un pochino in ritardo rispetto a Eresi, ma comunque il tenore era stata andare in onda verso le 9, 9 e quarto, anticipamolo per un motivo valido, insomma, ecco. Andiamo a vedere come si presenta Toie lo Staravallo si presenta a De Goi, si presenta, che nel sole preno viene a Sastrese, poi Carchino Veda e poi Catarata e sparire, quindi sole preno, poi tutto salire. Iremo su Crasa sole pleno, poi tutto da die, quindi se mi presenta tanto anche a casa ti deve essere una die calorosa. Iremo ritornare a Sozzaradallo, e 31 gradi al massimo, che 9 gradi sa minima, a Crasa 32 gradi sa massima, 22 sa minima, però andiamo a schenne, Giovia 33, che Napoli 34, sabato 36, domenica 34, 36, 34, insomma, a mostrare una arrivo del calore. Intanto sto a rammentare sul caneggio che è stato perdito, che è in via Colonnello Palma, in Moreai, in Piazza del Domo, le siano composte degli Ermedi. Aveva mancato un manifesteggio del crash, no, poco un po' poco emotivo, però lo potremmo piccare dai nocchi, lo potremmo un attimo. Ecco qua, posa bella esta che sono preparando, rassegna di vini di produttori vitesi, venerdì 31 luglio 2026, ore 19, Piazza Sproni, titolo convegno Pulu Cannonau e l'Eser di Longavica. Interverranno Licia Boes Sommelier, Stefano De Lusso Sommelier, dottor Manca Antonio, vicepresidente Assoenologi, sezione Sardegna. Degustazione di vini offerti dai produttori con abbinamenti di vari prodotti gastronomici, scusate, con la musica dal vivo dei Nottamboli. Torniamo in dai secolo, entriamo subito in sa rassegna stampa, come noi chiamiamo la prima pagina della Nuova Sardegna, erano disposti ad uccidere, siamo riferiti sempre a questo schizofrenia, a questa banda schizofrenia, a questo assalto, no? O la banda dell'oro nei dialoghi, il modus operandi del gruppo criminale. Spavaldi non temevano di innescare conflitti a fuoco né di morire. E vabbè, tanno, Briscu in galera è avvocato alle pagare. Spavaldi, spregiudicati, armati fino ai denti, dall'ordinanza del GIP emergono le caratteristiche del modus operandi del gruppo criminale, ribattezzato Banda dell'Oro, che voleva assaltare cavò e furgoni carichi d'oro. Erano pronti a rischiare la loro vita e quella di altre persone, impossibili conflitti a fuoco, volevano guadagnare a tutti i costi, hanno guadagnato la galera. Come in cui Briscu, il basista, voglio sentire l'esplosione, ma che sia forte. La polemica, Roberto Saviano rilancia sui social, tutto si disvela. Allora, Sassari, la sfida al traffico, via libera a 3-9 rotatori e Nuoro, delitto di Barisardo, Concas ucciso con 2 coltellate, morto dal 2 a Cantupare su Coro. Olbia, Montepino, la strada riapre dopo 13 anni e 18 mesi. Sit-in. Oristano, centinaia in coda tutta la notte per il medico di base. Cagliari, San Benedetto, parte la demolizione dello storico mercato. Vacanze nell'isola, Mahmood torna a casa, tuffi e relax nella sua Orosei. Due bimbe ed un solo corpo, le gemelle siamesi di Sassari, storia questa già successa, Rita e Cristina, Parodi nate nel 1829 e morte a Parigi. Andiamo all'Unione Sarda, c'è lo sconto, ma solo sul gasolio, il governo taglia le accise sul diesel 17 centesimi al litro sino al 6 agosto.
Dolore disperato della madre: Andrea, figlio mio, non è possibile. Cronaca: l'uomo è stato ucciso dal fratello Alessandro. Oi ai ai, figlio mio, amore di mamma, non è possibile. Nella chiesa di Santo Stefano, al quarto, ieri pomeriggio si è alzato alto il grido di dolore della mamma Bernardetta durante il funerale del figlio Andrea Pinto, ucciso all'alba di giovedì dal fratello Alessandro, in carcere anche per il tentato omicidio della moglie. Michele assente, e il padre dei due fratelli, devastato dal dolore. Intanto il RIS hanno svolto nuovi rilievi a Solanas e Margine Rosso, i luoghi dei due agguati ancora inspiegabili. Morta per febbre del Nilo, a Oristano la prima vittima dell'anno era ricoverata al San Martino. Curare la labirintite, le protesi d'anca in 3D. Cagliari, ruspe a San Benedetto, vecchio mercato, addio. Falsificava le ricette, infermiere denunciato. Ma com'era il santo cambia strada, la protesta dei fedeli. Vabbè. Numero: droga, alcol, risse e minacce, allarme in via La Marmora. I residenti, serate in balia di un gruppo di sbandati. Consiglio provinciale su bilancio e cultura. Tra i punti dell'ordine del giorno ci saranno la verifica e la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2026-2028, l'approvazione del rendiconto della gestione 2025, lo schema di accordo di programma per la realizzazione di progetti che sono finalizzati alla valorizzazione del patrimonio culturale del territorio nuorese. Saranno questi dunque i temi al centro della prossima seduta del Consiglio provinciale, che il Presidente della Provincia Giuseppe Cicolini ha convocato per giovedì 30 luglio a partire dalle 10 nella sala Consiglio della Provincia in Piazza Italia 22 numero. Bene, andiamo ora innanzi e vediamo un poverito Barissardo, 2 coltellate fatali, una al cuore, così è stato ucciso Simone Concas. Il delitto di Barissardo, il fidanzato della giovane, investita, ora è indagato. 2 coltellate fatali, la prima inferta alla destra, ha superato le costole prima di raggiungere il pericardio e danneggiare un ventricolo del cuore, poverito. La seconda invece è sferrata mentre la vittima si trovava girata sul lato sinistro, ha perforato il polmone all'altezza dell'ascella. Secondo i primi esiti dell'autopsia effettuata alla Nusei dagli anatomopatologi Roberto De Montis e Danilo Fois, alla presenza di Antonio Nieto. La Petraruia, la strada è un pantano, le danni desini scuola, residenti e turisti denunciano le difficoltà per arrivare alla spiaggia. Numerosi residenti e turisti che affollano la borgata turistica Sa Petraruia lamentano le difficoltà per arrivare in spiaggia a causa del fango e profonde buche createsi nell'area parcheggio a ridosso della pineta. Per anziani ed invalidi è una vera odissea, prima fai catabusivo. Siniscola scatta l'allarme per le truffe, Farris segnalati in ogni caso sospetto. Il sindaco, dopo gli ultimi episodi denunciati, serve la massima prudenza. Donde tanto questo benefattore cercano di approfittare. Paesi montani isolati, telefoni e muti, internet e muti. L'appello alla regione. Corona chiede un tavolo di confronto con i gestori, cioè partita che sorgono in questa zona dei cuori. La struttura di Subabuman rinasce dopo anni di abbandono, è diventata un albergo a 4 stelle, sembra vedere nei Durgali. Ottana, domani in scena lo spettacolo Filastrocca.
Plastica, questo è un problema serio, plastica raccolta di nuovo a rischio, la regione chiede aiuto al governo. Stop, stop allo stoccaggio a Macchiareggio, Laconi, dinamiche nazionali, Roma intervenga, cioè, purtroppo va problema a riciclare e quindi si sta accumulando. Giustizia, iniziativa di Nessuno Tocchi Caino e Camera Penale, carceri, sanità al collasso e condizioni disumane. PD avanti sulle riforme, l'AI non saremo i notai della giunta. Ieri la direzione del partito ha tramato gli indirizzi per la nuova stagione politica, il segretario, la sanità resta la priorità. Il bando della continuità marittima da impugnare, la sanità in cima alle priorità, con assemblee territoriali da organizzare a partire dal 15 settembre. Il sostegno al lavoro consiliare legato alla legge statutaria sono gli indirizzi illustrati ieri in direzione regionale del PD dal segretario del partito Silvio Lai. Tutto questo nella consapevolezza che il PD non può limitarsi a sostenere l'azione della Giunta né tantomeno ad assumere il ruolo notarile rispetto alle decisioni dell'esecutivo, cioè praticamente a non contare nulla. Progetto civico, vedremo se aderire, uniti con Tolde, Cocco sarà all'incontro, gli altri consiglieri no. Il gruppo Uniti con Tolde aderirà al movimento Progetto Civico di Alessandro Onorato, che il 30 sarà a Cagliari per un incontro pubblico. Un altro partito, in una nota 3 dei 4 consiglieri Gianfranco Satter, Giuseppe Frau e Valdo Dinolfo spiegano che all'interno del gruppo consiliare, composto da diverse anime civiche e territoriali, stiamo discutendo in modo libero sulle prossime scelte da fare in ambito nazionale. Vabbè, chi su Viltro che ne Viltro. Seracolo. Il caso piattaforma Medir, il down in down, cioè vabbè, firma. Fratelli d'Italia Tolde intervenga, farmaci salvavita a rischio. La paralisi della piattaforma informatica regionale Medir, utilizzata da medici di famiglia generale, mette a rischio l'erogazione di farmaci salvavita e impedisce la prescrizione di esami diagnostici essenziali. Lo dichiara il consigliere di Fratelli d'Italia Corrado Meloni, sollecitando la Presidente e assessora ad interim Alessandra Tolde ad intervenire immediatamente. Non bastano il pronto soccorso non bastano il pronto soccorso al collasso, le liste d'attesa interminabili, la cronica carenza di medici e infermieri, il caos organizzativo provocato dalla pseudo-riforma sanitaria e i continui disservizi che colpiscono ospedali e territori, spiega adesso si paralizza persino il sistema regionale di ricettazione elettronica. Oh yeah. Male. Questo assessore alla sanità. PAC nell'isola, anticipo di 35 milioni. Lollobrigida, subito 1,67 miliardi comprensivi per affrontare la crisi geopolitica. Le risorse verranno pagate 80 giorni prima per sostenere le aziende. Vabbè, una buona nuova posso. San Martino, il cantiere va avanti, questo è un cantiere in disoccupazione. Doppia manovra in consiglio, oltre 2 miliardi da spendere. Oggi prendono il via i lavori in aula. Il voto finale è previsto per il 7 agosto. Deve essere votata di questo mese, ma mi pare che non ve l'hanno fatta. Progetto Civico Italia sbarca in Sardegna, ma chi è se ne fotte? ZES e turismo, anche la Puglia dice no.
La regione va al TAR contro un'autorizzazione gemella a quella di Cala Finanza. In Puglia è successa la Montesicora di Cala Finanza. Non sembra portare bene al governo l'operazione di agganciare le ZES a interventi di sviluppo turistico. Dopo il caso di Cala Finanza, concludersi con il diritto dell'autorizzazione unica da parte della struttura di missione, arriva un'altra tegola, questa volta dalla Puglia. Il presidente della regione Puglia, Antonio De Caro, ha dato mandato infatti all'Avvocatura regionale di costituirsi in giudizio al fianco di Lega Ambiente Italia, Italia Nostra, CEOS e Libero Comitato per la salvaguardia della fascia costiera di Ostuni. La Montesicora è una penisola, un'esporgenza simile a Cussa del Cala Finanza. La banda dell'oro, eravamo pronti a tutto, andiamo a morire. Nessun esempio di pranto. Armati fino ai denti, nessuna paura di un conflitto a fuoco. E giuoco la chiedere come in galera. Comando in partenza, ma il paese è in lutto, così il funerale fece saltare il colpo. Sassari ci sono rapine che si infrangono contro un posto di blocco della polizia e altre più sarde che saltano per un lutto in paese, perché in Barbagia e nel Campidano non si comanda alla morte. Se muore una zia, i lingotti d'oro possono anche aspettare. Il 26 maggio 2026 la banda è pronta. I 10 veicoli rubati sono stati appena nascosti nelle campagne. Il comando ha le schede criptate, i piani millimetrici e la bava alla bocca per un carico di 30 kg d'oro. Manca solo l'ultimo tassello, l'ora X, ma alle 8:51 del mattino il piano va in frantumi. A far saltare il banco è Antonio Luigi Mulvoni, per tutti Damiano. Al telefono avvisa Francesco Carta, è deceduto Francesco Carta, è deceduta una parente. L'indomani ci sarà il funerale e lui non può assolutamente muoversi. Il motivo? La madre di Mulvoni avrebbe partecipato alle esequie costringendo lui a tenere aperta la tabaccheria di famiglia a San Gavino Monreale. Se la rivendita fosse rimasta sbarrata proprio nel giorno del macchiassalto, i sospetti dei compaesani e delle forze dell'ordine si sarebbero concentrati immediatamente su di lui. Mica può andare a sentirlo. Parigi, 3 donne accoltellate, l'agguato in pieno giorno, 2 delle ferite sono ricoverate in gravi condizioni. Aggressore bloccato dai passanti dopo aver colpito con 2 attrezzi da cucina. Bambini giocano a palla e interviene la polizia locale. Varigotti, gli agenti chiamati da alcuni residenti. La protesta delle mamme che scrivono al sindaco. Vietato gioco a palla. Bah. Una partita di calcio tra ragazzini in piazza con un pallone di spugna ha comportato l'arrivo della polizia locale. È accaduto a Varigotti, frazione del comune di Finale Ligure, in provincia di Savona. In piazzetta del Libeccio, scrive un gruppo di mamme in una mail inviata al primo cittadino Angelo Berlangeri, ci ha lasciato molto perplessi il repentino intervento di pattuglia della polizia locale a seguito di segnalazioni riguardanti 5 o 6 bambini di circa 10 anni intenti a giocare con un pallone di spugna. Ma la mettura, Arriva lo sconto sul gasolio, 17 centesimi fino al 6 agosto. La decisione del governo, nessun taglio sulla benzina. Giorgia Meloni, risposta tempestiva e responsabile. Andamos a Marcos, americano, l'ultima chance per la democrazia. Il presidente USA in difficoltà, faccia a faccia con Netanyahu a Washington. Donald Trump pronto ad un nuovo attacco se dovesse fallire i colloqui. Zelensky,
ottiene da Burman lo scudo per la guerra ibrida. Cambiamento col cambiare, cambiano col cambiare delle stagioni. I primi ministri britannici, ma Volodymyr Zelensky continua ad aggrapparsi al Regno Unito come al più strategico degli alleati occidentali. A certificarlo è la visita lampo compiuta dal presidente ucraino sull'isola per incontrare il neopresidente Anthony Burman, quinto inquilino a Downing Street in 4 anni e mezzo di scontro con la Russia. Ora il terrore si sposta in Francia, 3 donne accoltellate. Si chiede una maggiore sorveglianza, l'attentato al Pride di Berlino alimenta le polemiche contro il cancelliere Merz. E che in questo abbiamo finito, si teneva de hoy e nos damos appuntamento. Torna a casa. Ponemos la sigla de tancatura. A me sorridere di buon a tutto da EBC TV.